Il mare di casa, il nome del progetto, mira a cambiare prospettiva per ricucire lo strappo tra le mete del turismo di massa e chi il territorio lo abita tutto l'anno. Accade a Jesolo, dove la stagione balneare in corso lancia un segnale inedito. Da questa estate riservate in un preciso stabilimento un sistema di agevolazioni strutturate esclusivamente per i residenti in Veneto. Il turismo non può essere soltanto considerato un'attività economica, ma deve essere anche capace di restituire valore alla comunità che ogni giorno contribuisce a costruire una destinazione. Per questo abbiamo scelto di riconoscere a tutti i residenti del Veneto 5 euro sull'acquisto dell'ombrellone dal 7 di agosto, che è partita questa iniziativa, fino al termine della stagione. Nessuna strategia di riempimento dell'ultimo minuto né sconti cosiddetti promozionali. Gli amministratori parlano invece di un riconoscimento civico. L'idea parte da un'analisi severa sui numeri del PIL turistico regionale, spesso slegati dal reale senso di appartenenza della popolazione residente. 5 euro possono sembrare pochi, ma il messaggio che c'è dietro è molto più grande. Il valore creato dal turismo deve poter ritornare almeno in parte alla comunità. Si tratta di un esperimento pilota che vorrebbe fare da scuola lungo tutto il litorale adriatico.